Erisi su Consiglio Comunale de Nugoro ha approvato una risoluzione firmata dai bindichi Cussizerisi, ove si pedita sa regione de modificare la legge 2 del 2016 provaccherà manera che la responsabilità politica della funzione amministrativa del consorzio di pubblica lettura bustiano usata barret in capo a su comune de Nugoro. Su sindaco Andrea Soddu pediu a su Consiglio e a sordipendentes della biblioteca de traballare concordese pro su bene della città de Nugoro e dell'istituzione culturale suasa. In sa questione interveniti Pierluigi Saiu che ha sottolineato che Vinza Saccando non a decidere de ponne su dinare necessario pro garantire il funzionamento della biblioteca, cali si sia discorso non baleta nuda. Sa legge de assentu des ente locale a pustir de 9 mesi de desapprovazione Galo non è statuata, scrive Saiu, e su comune Galo non che stessi de su consorzio. Si chinde che in questa scontierra sa risco este che sa biblioteca tanchete, casa risoluzione approvata aeri da esa maggioranza pedita su Consiglio una cosa impossibile, e sta narrare de mudare sa legge. Pare d'esse storrauso a coa, quando sa legge Galo non fitta approvata, come però questa legge beste, est in vigore, tocca ad indipicare attu e de discutere che in sa regione de come si potete attuare pro garantire a sa biblioteca de si chiera traballare e de tutelare sordipendentese. In sa questione interveniti Vinza Storesulas, capogruppo di UPD in Consiglio Comunale. Non batta concordia intre so schicchere in tutelare so postos de traballo e so servizios offertos e su parre de so scussizerisi elettos in questo territorio che su prur des arbortas si chirmenticana chi è l'osata bottaoso, avvallando so si seperu si segheraoso de una regione su prur des arbortas istrambottica, nata Sulas, e che in custu bozzata su traballu fatto Vinza Saccommo dai scussizerisi regionales e dei sue Nugoro chi a 2 annos dai scadenza de su mandau issoro no ana battiu manco €1 a su territorio chi l'osate elettoso. Che sono colaoso 4 mesi da esa firma di su protocollo de intesa che pertoccata su piano di rilancio del suo territorio de Nugoro e nemmoso ischinnuda. Sa regione ha posto 81 milioni di euro che di piano a finanziare sos progettos ammaniaoso da esar meser de su partenariao pro chimbe ambitoso. A sor meser di ritardo pro cacabare questo traballo mentovau de progettazione, comos indannangene atteroso e su pericolo este che infine non si va caprunnudda. Su bindichi de tribulas in occasione desa firma de su protocollo, fiti stau assicurau che sorbandoso lo pubblicavano in Santu Gabine. Ma oie, Galo non si schinnudda e sos associos de categoria che hanno promoviu questa vaina sono utimende chi questa porta puru accabe male. E no este manco la prima volta che isas amministrazione regionale de turno promettini di rispondere a su disisperu de su territorio de Nugoro, mantenendo a lutta si spera di un venidore de mezzoru. A pustis ideai risettao ateros 3 meses, sos associos de sas impresas de su de Nugoro hanno deciso de comprendere a te punto estesa questione e procrasa a convocare una conferenza stampa per pedire conto a sa giunta regionale di questo ritardoso. Sa sanidade esichita caionare polemicas politicas intre maggioranza e opposizione in Consiglio regionale. A sichire a ponerlinna su voce sanova chi apertura desumate rolbia sata transire de che 8 mesi. Sospattor fini in bezzes che una paia de reparto su di piana per a fine anno e sosateros a metà de su 2017. Forza Italia pediu a sa giunta deva vedere in aula desa questione. Ma un altro mermeddu desopposizione chi cherrete clarire chi sa giunta este su de più della sanidade, creschio de atteros 120 milioni di euro e desidea de stipulare un mutuo nuovo pro la parisare. A abrandare esas polemicas hanno erbassi annuda manco intervento ufficiale dell'assessore a sa sanidade Luigi Arru che abboccao a pizzus ordatos pro iscumprovare esa veridade. Ma sopra su depidu e su mutuo pro lupacare questo manzane st'intervegno Ugo Capellacci chi scrivete non risultata chi sa giunta siat impunna de indepidare sossardos che in un mutuo de 500 milioni di euro e procusse strattande chi in sa cassa depositos e prestitos. Si sono pensande chi una vaina guia trivia fatta pezzi preoccupare su vallimento desas politicas issoro e s'aumento desi spesa sanitaria colete chenza chinemosa per iarbucca e menzus chi lassen perdere.
Da Erir Manzano, in Nugor in Viale Repubblica, a Sartaria de su semaforo per andare a Carrera Carbonia, battono traghino de abba proneche de una condotta a secada. Diretto sur cittadinos ana zinzala su guasta banoa che ha inviato una squadra de tecnicos pro comprendere uvestes a perdia. In sintesi, prima di cominciare lo straballo, hanno posto in sicurezza su tretto de camino che in sa stransennasa per non caionare danno a sar macchinas e a sospedonese. Si interventi per acconzare su guasto l'hanno facchere crasa su 9 de Sant'Andria. Pro traballare bene impressi a da Ischira Banoas a tattancare Sabba da Esa 9 de Manzano a Sauna in Viale Repubblica in Sas Carreras a Carbonia, Tempio, Pablo Neruda e Sa Maddalena. E scominciamo in Nugoro sul progetto Formazione in Campo, promoviuto da delegazione provinciale desa VGC in collaborazione con il socio italiano arbitros e il socio italiano allenatore de Vubalu. Essa prima volta che Nugoro pone in campo un progetto che ha sapunna de vacher formazione proporre traballare come dirigentes in sa società giovaniles e dilettantisticas. Su corso previditi sette appuntamentos pro dirigentes tecnicos de esas squadras de Vubalu a 11 e a Chimbe, maschiles e femminilese. Un altro obiettivo del corso è scusso di indicare a su dirigenti sportivi sos principios pro acquisire una professionalità necessaria a gestire una società calcistica come chi sia un'azienda. Giulio Mingioni, delegato della VGC de Nugoro, Pinuccio Bertulu, presidente de Saia e Pietro Olianas, presidente de Saiac de Nugoro, hanno dato su benevennio a sos cursistas. S'argomento della prima lezione viti la formazione dei dirigenti delle società di calcio e integrazione tecnici arbitri. Sul relatore si vini Roberto Branciforte, desassocio italiano arbitroso, e Manuel Manca, responsabile desattività de base VGC LND de Nugoro.